Ciò che sei non lo hai mai saputo. Sei stato come assopito durante tutta la vita. Le tue palpebre sono rimaste socchiuse tutto il tempo. Ciò che hai fatto già torna in guisa di sberleffi. Gli sberleffi non sono te. Sotto di loro e dentro di loro. Ti scorgo in agguato. Di chi è? Walt Whitman. Non avrei mai creduto che l'avrei sentita recitare da una ragazza che sta pulendo un pesce di 20 kg. Ma è così che dovrebbe essere recitata. Scriveva senza rima, senza metrica, versi liberi. Solo quello che sentiva, lasciandolo scaturire con il suo ritmo intricato. Pura passione spudorata. Senza alcuna restrizione. Mi dispiace, io non sono affatto d'accordo. Perché? Perché qualcuno ha osato sostenere che anche la poesia ha alcune regole. O te le puoi inventare? Ecco, vedi, questa è la parte che non posso accettare. Perché? Se tutti andassero in giro stabilendo le proprie regole, come potremmo trovare la verità? Non ci sarebbe niente. Niente su cui basarsi. Una notte ho squarciato la mia pelle di cicala. Ho divorato le tue foglie, ignorando ogni veleno, negando ogni legge alimentare. In quella cecità larvale, una genuina voracità. Di chi è? È mia. A volte la verità sta di fronte a noi e noi le andiamo incontro senza neanche sapere che è lì. Quando credi di avere risolto tutto, che cosa ti resta? Non mi sporcare con le interiora di pesce. Sta zitto.